Il coraggio, le idee, la grande capacità di guardare al futuro, ma anche il suo amore per i più deboli, il lavoro per una società che potesse crescere, l'essere innovativa e dirompente, seppure nel rispetto dei valori tradizionali. Questa era Ines Giganti Curella, ricordato il suo impegno politico nel corso di un convegno voluto dal professor Enzo Di Natali ieri nell'aula consiliare del Libero Consorzio di Agrigento nell'ambito del primo centenario della fondazione del Partito Popolare. Ines Curella è la donna dei tre primati. Prima donna deputata nella Democrazia Cristiana, prima donna sindaco di Licata e prima donna presidente di una banca. Questo perché? Perché lei fu formata da figure che hanno inciso molto nel laicato cattolico licatese, ad esempio come Monsignor Curella, che fu arciprete di Licata, un arciprete che colse ben volentieri le istanze del movimento cattolico di Papa Leone XIII nell'impegno sociale, colse pure bene le istanze di Pio XI delle donne cattoliche impegnate nella formazione della società, colse bene l'appello di Pio XII e dell'arcivescovo di Agrigento Peruzzo delle donne cattoliche impegnate nella politica. Lei dunque sintetizza quasi 50 anni di movimento cattolico italiano e di movimento cattolico nella provincia di Agrigento e a Licata. Io questa donna l'ho definita la donna dei quattro primati, cioè a dire il primato perché come politica fu deputata all'Assemblea regionale. Per le istituzioni è stata sindaco di Licata, per quanto riguarda invece la Banca Sant'Angelo è stata anche presidente della banca, ma il verissimo, grandissimo lavoro che ha fatto è aver avuto 7 figli. Quindi il ricordo che io ho di questa donna è una donna polivalente sotto qualunque profilo, sia per quanto riguarda il lavoro, sia le istituzioni, sia la famiglia e sia nei confronti dei terzi per i quali si è votata tutto il periodo della propria vita. Ho un vecchio amore con Ines Curella Giganti, io l'ho pensata tanto già negli anni '80 quando giovanissima consigliere provinciale mi sono ritrovata con l'avvocato Taibi, suo genero, presidente di questo allora magnifico consesso. Poi l'ho ripensata tantissimo quando sono stata commissario straordinario al comune di Licata e le ho dedicato una cartolina che poi distribuirò agli astanti e oggi sono veramente contenta che mi abbiano voluto coinvolgere, perché Ines Curella è un faro per quanto riguarda l'impegno al femminile in questa provincia. E ricordiamo che insieme a sole altre due già nella prima legislatura nel 1947 all'Ars è stata eletta deputato regionale, quindi come non fare ad averla come punto di riferimento. E oggi siamo qui a parlarne e sono contenta, felice e spero insomma anch'io di poter dare il mio contributo piacevole. Onorevole La Rocca Ruvolo, oggi il ricordo di Ines Curella è un ricordo molto vicino comunque a quello che è il suo impegno politico. Moltissimo devo dire, io ho avuto dopo l'invito a questo convegno ho avuto modo di cercare gli archivi, no, dell'Assemblea regionale per capire un po' chi era questa donna agrigentina, ma soprattutto cosa avesse prodotto durante la sua durante il suo periodo in Assemblea regionale e vedere i temi che sono riproponibili oggi, dall'acqua alla rete idrica, alla disoccupazione, al precariato. Ecco, mi sembrava una donna di oggi che aveva vissuto 50 anni fa gli stessi temi, le stesse problematiche. Questa è stata la cosa che mi ha fatto veramente vedere come questa terra purtroppo si ripropone con gli stessi problemi, malgrado abbia avuto dei giganti anche in termini non solo di nome, no? La signora Ines Giganti, ma anche in termini proprio di lavoro, di attività. Dall'altro lato mi ha colpito moltissimo questa donna determinata che ha infranto in qualche modo quella che era la logica sociale, sposare un uomo più grande, un uomo sposato, andare a studiare fuori. Ecco, immagino cosa potesse significare in quegli anni e quindi me l'ha fatta proprio vedere molto ravvicinata e devo dire che per alcuni aspetti anche molto vicina a me.